Cinzia Frascheri del Dipartimento Nazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Il moderatore di questa serata, di questo incontro sarà Luca Mori del nostro Dipartimento Regionale Politiche del Lavoro. Abbiamo ritenuto importante questa sera fare un po' il punto della situazione insieme alla giuslavorista Cinzia Frascheri sul tema, sul nuovo protocollo che è stato siglato il 30 giugno a livello nazionale tra governo e parti sociali relativamente alle misure anti-Covid. Di fatto l'impianto non è cambiato, ci sono delle variazioni comunque che possono trovare che chi lavora, insomma, come RLST, chi è RLST oppure chi opera all'interno delle aziende può trovare appunto delle variazioni rispetto al protocollo che abbiamo avuto finora, e quindi ci sembrava importante essere a disposizione per dare dei chiarimenti in merito. Io direi di dare subito la parola a Luca per poi dare la parola a Cinzia che sarà anche disponibile per rispondere alle nostre perplessità e ai nostri chiarimenti. Benvenuta Cinzia e parola a Luca. Bene, grazie Valeria, saluto anche io Cinzia e saluto tutti voi e senza indugiare troppo darei subito la parola a Cinzia Frascheri, la quale ci darà un po' ci farà una panoramica del nuovo protocollo che, come veniva detto prima da Valeria, non è stato stravolto, ma ci sono alcune questioni che sono molto importanti, anche perché sottolineeremo particolarmente il ruolo dei comitati aziendali, perché, come vedremo in particolare sul tema dell'obbligo sì, obbligo no delle mascherine, sarà importantissimo il ruolo del comitato aziendale o dei comitati territoriali dove non sia possibile appunto avere la copertura con le rappresentanze. E quindi Cinzia, io darei direttamente la parola a te. Faremo una prima parte dove Cinzia illustrerà il nuovo protocollo e poi naturalmente domande, osservazioni, il solito sistema, potete o alzare la mano e io vi do direttamente la parola, o se qualcuno preferisce scrivere in chat, volentieri. A te la parola Cinzia e grazie. Bene, intanto grazie dell'invito, buonasera a tutti, a Valeria, a Luca, insomma, nel senso, perché sono poi le persone che hanno parlato adesso, ma a tutti voi che ci siete, diciamo, in questo momento collegati, e entriamo subito nel merito appunto della questione che ci interessa, diciamo, in particolare, quindi l'aggiornamento del protocollo. E se mi consentite mi muoverò su tre assi, quindi uno, quello che è stato un cambio di sistema, quello che è un approccio metodologico rinnovato e quelle che sono le disposizioni specifiche, perché occorre in realtà distinguere questi tre livelli e questi tre assi proprio per comprendere fino in fondo, diciamo, qual è la ratio sulla quale in realtà si è andati ad aggiornare questo protocollo. Come è stato detto correttamente, diciamo, l'abbiamo chiuso il 30 giugno, seppur appunto in realtà non è stato un unico incontro, chiaramente è stato poi tutto un lavoro che non è solo sviluppato in presenza con tutte le parti, ma in realtà ha richiesto tutta una serie, diciamo, di aggiustamenti al testo e di condivisione, visto che, non ce lo dimentichiamo, in realtà il protocollo è frutto di quello che è quel modello tripartito, seppur è un protocollo, quindi è chiaramente un atto tra le parti, se vogliamo formalmente è un atto tra le parti, e quindi è quello che appunto anche nel titolo viene sottolineato, il concetto di protocollo condiviso, seppur non ci sarebbe bisogno, perché già il protocollo è una sorta di atto condiviso, quindi c'è una sottolineatura ulteriore. Ma la cosa importante, la cosa che ha caratterizzato fin da subito, insomma, questo tipo di atto, fin dal 2020, quindi prima della prima redazione del 14 marzo, è che avviene in un contesto, diciamo, tripartito, proprio perché avviene su invito o in realtà diciamo in concerto con
che sono i ministeri competenti. Quindi sì, sono le parti che sottoscrivono, sì, sono le parti che vanno a siglare il protocollo, ma comunque c'è questo concerto con i ministeri competenti che ne fa sì di essere assolutamente uno strumento, diciamo, con la valenza tripartita e fondamentale. Ecco perché in realtà anche le norme durante il periodo pandemico ancora oggi vigenti ne rimandano a riferimento, quindi fanno sì che il protocollo diventi il riferimento assoluto, il riferimento esclusivo per quanto riguarda la gestione in ambito lavorativo di quello che è il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e quindi Covid-19. Quindi questo è intanto l'aggiornamento che, come veniva correttamente richiamato, è avvenuto, quindi ufficialmente si è chiuso il 30 giugno, è un aggiornamento che quindi va a diciamo, prendere il posto di quello che era l'ultima versione, ormai molto datata, del 6 aprile 2021. Quindi questo protocollo si sostituisce, o comunque lo aggiorna, diciamo in questo senso, a quello che era il 6 aprile 2021. Già solo il fatto di aggiornare prevede che cosa? Che di riflesso, di immediatezza, tutti i protocolli di sicurezza anticontagio, se vogliamo in maniera più, diciamo così, pratica, i protocolli aziendali, se volete, quindi la declinazione e l'applicazione di quelli che sono gli elementi contenuti all'interno del protocollo condiviso, quello nazionale, devono necessariamente appunto essere fatta, diciamo, in tempi brevissimi, quindi è un aggiornamento che deve essere fatto in tempi brevi proprio perché in realtà è lo strumento di riferimento per dare tutta quella regolamentazione, tutte quelle misure all'interno delle realtà lavorative per questo tempo. Due sottolineature intanto, come dicevo, di sistema. Sottolineature di sistema nel senso che il protocollo condiviso, come anche nel testo dice, è una sorta di linea guida che però non vuole essere una linea guida a maglie larghe, ma è in realtà una linea guida che comunque introduce tutta una serie di criteri, tutta una serie di disposizioni. Però questa volta c'è un approccio metodologico che deve essere, diciamo, tenuto a riferimento perché è prioritario, se vogliamo, in confronto alle disposizioni che sono state introdotte. Ora mi spiego. Cosa vuol dire? Vuol dire che a differenza un po' comunque su una, diciamo, sottolineatura diversa in confronto ai precedenti protocolli, ma proprio anche data dalla situazione, perché sì che siamo ancora in una situazione, se vogliamo, non assolutamente, diciamo, col dire che possiamo abbassare totalmente le barriere della tutela e le barriere in realtà che ci devono far stare in allarme per quanto riguarda la diffusione del virus, ma dall'altra parte non possiamo dire che siamo all'anno zero, neanche che siamo al 2020, e comunque dobbiamo prendere atto che è stato ormai concluso lo stato emergenziale. Perché vi dico tutto questo? Per il fatto che proprio alla base di questo aggiornamento sta proprio questo, diciamo, cambio di paradigma, cambio di metodo, nel senso del, anziché andare a introdurre una serie di disposizioni vincolanti, si è scelta una via che poi è assolutamente rafforzativa di quel modello della nuova prevenzione che è alla base, diciamo, di ormai il consolidato dopo la direttiva europea. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ci ricordiamo anche il dettato dell'articolo 2087 del Codice Civile, che non voglio tornare a fare né fare formazione di base nella storia, però è fondamentale perché proprio sposa ancora oggi la, diciamo, proprio linea che si è seguito. E cioè, ricordiamoci quell'articolo 2087 che dice che cosa? Dice l'imprenditore è tenuto ad adottare le misure necessarie in base alla particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica atte a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale. In sintesi cosa dice? Dice non c'è tutta una serie di precetti imposti da sempre nella prevenzione. Perché? Perché ogni realtà lavorativa è diversa, ogni popolazione è diversa, ogni obiettivo è diverso, ma c'è il concetto del sei tu, imprenditore, datore di lavoro, che sulla base delle tue specificità, organizzazione, popolazione, obiettivi, devi coniugare quelle tue scelte con delle misure tali che l'unico vincolo, questo sì, devono garantire la tutela di chi ci lavora.
Quindi su questo impianto e su questo concetto si basa ancora più questo protocollo, che infatti è molto, se vogliamo, scarno di disposizioni vincolanti, e ora andremo su quelle che sono poi, diciamo, gli elementi più caratterizzanti di questo protocollo, ma dall'altra parte ci rendiamo conto appunto che non c'è tutta una serie di disposizioni stringenti, ma che cosa ci sono? C'è invece, al contrario, questo sì, una linea da seguire, e cioè il fatto del datore: tu devi decidere, garantire e dire: sulla mia responsabilità decido in questo modo, sulla mia responsabilità introduco queste misure, sulla mia responsabilità non introduco queste misure, perché poi il fatto di non introdurle è una scelta comunque come introdurle in questo momento. Ok? Quindi non è il non voler adempiere a dei dispositivi, perché in questo caso sarebbe una situazione di illecito. E qui invece, per molti aspetti che ora passeremo in rassegna, vedremo che in realtà è stata lasciata libertà del dire: se ritieni utile introdurre delle misure, bene, ma se non le ritieni utili non c'è una condizione di mancato adempimento e quindi di illecito, ma c'è un assoluto riconoscimento di autonomia in questa tua posizione. Ok? Quindi questo è fondamentale. A fronte di che cosa? Di aver confermato e ribadito che siamo sempre all'interno di un concetto di rischio biologico generico. Quindi cosa vuol dire? Infatti il protocollo ribadisce il fatto che le misure che si mettono in atto sono misure di tutela per la popolazione, pari a quelle della popolazione come concetto. Quindi non è un rischio specifico, non è un rischio biologico specifico. E attenzione, lo ricordo sempre, se qualcuno gli è rimasto in testa il fatto che comunque il SARS-CoV-2 come virus è stato classificato nel gruppo 3 del rischio biologico, quello è vero, ma non vuol dire che in tutti gli ambiti lavorativi c'è quel rischio biologico, perché se ad esempio nella sanità il rischio biologico è evidente perché fa parte, diciamo, intrinseco della valutazione dei rischi e della mansione, in tutti gli ambienti di lavoro dove non c'era già quel rischio biologico e quindi la valutazione del rischio biologico, questo virus non ha alcun tipo di caratterizzazione legato alla mansione, è un di cui, nel senso che c'è il virus che, diciamo, gira, c'è il virus che è in realtà, diciamo, possibile di trasmissione tra una persona e l'altra, e quindi può succedere anche in ambito lavorativo. Questo perché ve lo dico? Perché non deve essere fatta, come già nel 2020, una valutazione del rischio specifica, ma in realtà è lo strumento del protocollo che va a regolamentare come gestire la tutela all'interno dell'ambito lavorativo, ma che non ha nessuna differenza tra l'esterno. Ok? Questo è l'impianto di sistema che dobbiamo avere ben chiaro. A questo andiamo quindi sul concetto di metodo. Metodo, come già vi anticipavo, va a sottolineare fortemente quell'elemento della centralità del ruolo, diciamo, della valutazione del rischio e della declinazione delle misure necessarie in ogni ambito lavorativo. Chi è? Io finora ho parlato di datori di lavoro perché, al di là del modello interessantissimo e che è stato riconfermato, e cioè quel modello partecipativo che troviamo nell'ambito del protocollo, che prevede necessariamente un comitato che ora lo andiamo a richiamare, ma questo non snatura la responsabilità prioritaria del datore di lavoro nella scelta delle misure, sia chiaro, cioè l'ultima parola è giustamente del datore che, come è definito nel decreto 81, decide e spende e pertanto ne risponde, al di là poi delle figure che lo supportano nell'applicazione di queste misure, che sono il preposto e il dirigente, che sappiamo che il preposto poi ha ricevuto di recente, diciamo, un rafforzamento del ruolo. Quindi che rapporto c'è tra datore, figure della prevenzione aziendale e comunità? Qui cerchiamo di armonizzare bene, perché nella prima parte del protocollo si dice che il datore di lavoro deve previamente confrontarsi con l'RSPP, il medico competente, ove previsto, poi ne parliamo, ma ove previsto, e l'RLS o RLST territoriale, si deve confrontare previamente per individuare le misure più consone, più adeguate per, ok? Quindi previamente c'è questa relazione di
diciamo, tra le figure della prevenzione su un impianto di valutazione dei rischi classica, che però non deve essere fatta una nuova valutazione, abbiamo detto che non è un rischio biologico generico, ma in realtà di valutazione delle misure da applicare, di natura più gestionale e organizzativa, se vogliamo. Poi il comitato, ecco, infatti il comitato che rimane, dico rimane per dire che non deve essere ricostituito, ma deve continuare la sua azione perché non avrebbe mai dovuto smetterla, il comitato nella sua composizione articolata. Qual è la composizione? Che non è più solo l'RLS, ma è anche l'RSA o l'RSU, quindi la rappresentanza sindacale che sul territorio poi si trasforma in parti sociali territoriali e RLST. Il comitato quale ruolo ha? Lo dice chiaro al punto 13, dice il comitato ha il ruolo di garantire l'applicazione e la verifica delle misure individuate. Quindi quel datore di concerto previo con l'RLS, con il medico, con l'RSPP, individuano le misure che poi saranno garantite, modificate, adeguate sulla base di quello che è il rapporto all'interno del comitato con le rappresentanze sindacali, comprese quelle specialistiche dell'RLS e RLST. Questo è quindi il rapporto dei ruoli delle figure di prevenzione in ambito aziendale con il protocollo. Ok? Quindi anche questo, mettiamo questo, diciamo, altro mattoncino. Arriviamo quindi a quelle che sono le disposizioni e partirei proprio dalle disposizioni che sono quella più, diciamo, anche da un lato più attenzionata, dall'altra parte anche più interessante proprio per il tipo di articolazione che ne è stata fatta all'interno del protocollo e che abbiamo fatto e si è deciso di scegliere questa via. Perché? Dico in realtà una, diciamo, ragione di interpretazione che è stata quella che abbiamo seguito al tavolo appunto nazionale della redazione del protocollo. Se avete visto c'è scritto che questo protocollo tiene conto anche delle circolari di quei settori che già hanno anticipato come la pubblica amministrazione o di quei settori che hanno rinnovato il loro protocollo alla luce delle modifiche normative che sono intervenute, perché voi sapete che il 19 maggio scorso è stata, diciamo, convertito in legge un decreto e quindi è convertito in legge 52 del 19 maggio che ha introdotto una serie di proroghe alle disposizioni che in realtà erano previste. Ok? Quindi in questo caso assolutamente è fondamentale che noi andiamo a renderci conto che questo protocollo si armonizza anche con la pubblica amministrazione e con i settori del trasporto e della sanità, bene? Dove hanno degli obblighi molto più vincolanti dettati dalla normativa. Bene? Quindi partiamo da quello che dicevo, che è le disposizioni un pochino più particolari. Perché? Perché sono i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Ok? Poi possiamo dire mascherine, cioè, però in maniera corretta parliamo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Attenti! Se sentite e se conoscete, se avete letto il testo, e vi sottolineo l'attenzione a questo, il punto 6 non parla più di dispositivi di protezione individuale, attenti, quindi non sono DPI, stiamo parlando di dispositivi di protezione delle vie aeree. Uno dice, vabbè, più o meno è uguale, assolutamente no, per i vincoli e per gli obblighi che sono contenuti in questa differenza. Andiamo a vedere. Allora, sul piano del concetto di dispositivi di protezione delle vie aeree, si prevede intanto che parliamo solo di mascherine, almeno diciamo mascherine FFP2. Quindi fatte fuori tutte quelle chirurgiche, quelle lavabili, di stoffa, solo FFP2. Almeno, poi se vogliamo altri filtranti molto più di, diciamo, di maggior tutela, FFP3 benissimo, però questo è il livello minimo se vogliamo. Cosa viene? Allora, attenti qui, sulla base di quello che è, non so se ve lo ricordate, ve lo ricito, articolo 20 del decreto legislativo 81, che prevede gli obblighi del lavoratore, come inizia l'incipit di quell'articolo 20, dice: ogni lavoratore deve prendersi cura di sé e delle altre persone sui quali può ricadere la propria azione in merito alla formazione ricevuta e ai mezzi
diciamo, messe a disposizione da parte del datore di lavoro. Sulla base di questo vuol dire che una certa responsabilità di fondo è sempre stata prevista da parte del lavoratore, ok? Quindi non è che il lavoratore è mai stato un soggetto passivo di tutela, però in questo caso viene rafforzato perché? Perché in questo protocollo, per quanto riguarda le mascherine, si dice che pur considerando la mascherina un presidio importante di tutela, quindi si dà un valore forte, ma non si introduce alcun obbligo, ma si dà la libertà, ascoltate bene, libertà ai lavoratori di decidere se utilizzarla o meno. Ci siamo fino a qua? Quindi, punto fermo, se utilizzare o meno liberamente. Sulla base di questa libertà che viene, diciamo, introdotta su quindi una scelta del singolo lavoratore, deve essere, questo sì, ad obbligo del datore di lavoro, assicurare la disponibilità, attenti al termine, assicurare la disponibilità delle mascherine. Tradotto, il datore deve avere, diciamo, in portineria, mettiamola così, un pacco di mascherine che chi ne fa richiesta ha diritto a riceverle gratuita. Bene? Ma se non lo richiede, non c'è nessun obbligo. Ci siamo fino a qua? Bene. Poi dice, sempre il protocollo e va avanti e dice, inoltre, ve lo sottolineo perché è importante questo passaggio dell'inoltre, inoltre, come dire, ulteriore disposizione, inoltre dice, il datore di lavoro, su indicazione del medico competente se previsto, o, attenti anche qui, o dell'RSPP, perché vi sottolineo anche questa O? Perché vuol dire che mette sullo stesso piano il ruolo del medico e dell'RSPP, quindi non dà un ruolo rafforzato e quindi vincolante del medico, ma dice o le indicazioni del medico o dell'RSPP sono indicazioni che il datore può tener conto nell'andare eventualmente a individuare dei gruppi di lavoratori che possono essere più bisognosi e quindi di maggior tutela. Pertanto può per quel gruppo di lavoratori o in particolare per i lavoratori fragili prevedere l'obbligo di utilizzo di queste mascherine. Quindi solo se il datore, confrontandosi con il medico su indicazione dell'RSPP, confrontando con l'RLS e poi in realtà nell'ambito del comitato decide e dice sì, per quel reparto, per quel luogo, per quel turno, per quell'orario, potrebbe anche arrivare a dire sempre in questo luogo di lavoro mettiamo le mascherine, ok? E inoltre aggiunge e dice si tenga conto, ma non che sono criteri vincolanti, che è molto più probabile che ci sia una diffusione di virus dove? Nei luoghi chiusi, nei luoghi dove c'è maggior affollamento, nei luoghi in realtà dove c'è il pubblico e dove non si riesce a rispettare il distanziamento di almeno 1 metro. Ma attenti, non sono indicatori vincolanti, non sono criteri che devono essere considerati tali da introdurre un obbligo specifico. Ci siamo? Ok, questo concetto? Quindi su questa base, in questo caso, nel momento in cui il datore, con tutto quello che vi ho detto, decide di imporre le mascherine, ecco che cambia infatti anche la terminologia nel protocollo. Non dice più assicura le disposizioni, ma dice fornisce adeguati dispositivi. Cioè dice, perché la differenza? Uno dice, vabbè, ma come le dava prima, come le dà anche dopo? No, perché specialmente ora che è estate, il fatto di assicurare la disposizione vuol dire io te ne do anche una volta al giorno, se tu me lo chiedi, fine, cioè nel senso del ok. Invece il fornire adeguati dispositivi vuol dire che se appena il lavoratore sudando gli si bagna, io devo cambiargliela. Perché? Perché diventa
un dispositivo che io ho imposto e che quindi deve essere una forma di tutela garantita, ok? In questo senso. Ok, quindi se è aperto un microfono da parte di Giampiero, ok. Quindi questo diciamo punto 6, che è il più articolato nella sua esposizione, nella sua articolazione, è proprio, ecco, importante perché ci fa capire questo triplice approccio, se volete, no? Libertà del lavoratore, in certi casi può essere imposto dal datore certe regole, che può tener conto di certi criteri. Ok? Bene? E a fronte del concetto della fragilità non c'è un obbligo, ma c'è un tener conto dei lavoratori fragili, non un vincolo sul lavoratore fragile. Bene? Ok. Andiamo avanti. Diverso invece è per alcuni aspetti altri obblighi, qui sottolineo obblighi, che sono stati introdotti. Ad esempio, il fatto di garantire una pulizia giornaliera e una sanificazione sono stati imposti. Quindi non è invece qui una scelta del dire valuta se ritieni questa misura adeguata, è obbligatoria. Qui vi apro una parentesi e vi faccio un asterisco, diciamo, di sottolineatura tecnica. Diciamo che c'è stata una non così puntuale precisione nell'andare a scrivere sanificazione anziché igienizzazione. Capiamoci bene. Noi l'abbiamo sottolineato 2 volte all'interno della riunione, ma poi non è stato colto perché c'era ben altro e quindi non è stato corretto. Però attenti, perché sappiamo bene che la sanificazione richiede che venga fatta da un'azienda specializzata, richiede che non ci sia presenza di persone, richiede che ci sia una ventilazione dopo, prima di rientrare, cioè c'è tutto un iter che è previsto dai rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità che vengono citati nel protocollo da dover seguire. Diversa è l'igienizzazione, che è un livello più alto della pulizia giornaliera, ma che non richiede né un'impresa specializzata né il fatto che non ci sia in presenza le persone. Quindi, allora, lì andiamo a... La libertà è data sulla tempistica. Da un lato si dice pulizia giornaliera e da lì non si esce. E poi si dice sanificazione temporanea, cioè nel senso periodica, scusate, nel senso del è il datore col solito giro di consultazioni, confronti, che deve andare a stabilire quanto volte fare, chiamiamola sanificazione, ma ancorché igienizzazione. In più si precisa che è fondamentale che si torni a mettere a disposizione quello che è gli igienizzanti, quindi il gel igienizzante deve assolutamente, obbligatoriamente essere messo a disposizione in ogni punto dove in realtà c'è transito delle persone, ma ancor più si torna a obbligare cosa? Il fatto che ci sia un'accortezza anche a carico dei lavoratori di andare a igienizzare in maniera costante, continua a pulire tutte le, diciamo, le attrezzature, tutte le parti che sono a maggior contatto, quindi a maggior in realtà promiscuità. Quindi se volete il fatto del un computer, una bottoniera, una pulsantiera, se ci sono delle attrezzature che da turno a turno cambiano. Quindi in realtà in questo caso si è previsto che ci sia un'attività che deve essere anche qui declinata dal datore nelle modalità che ritiene più consone, però è obbligatoria. Ultimo obbligo previsto è quello relativo dal lato tecnico, è quello in realtà relativo al contingentamento, nel senso che viene previsto per la mensa, viene previsto in realtà per quello che riguarda in realtà gli spogliatoi, quello che riguarda le aree fumo, quello che riguarda in realtà gli spazi chiusi, viene previsto l'obbligo di monitorare il contingentamento, nel senso di gestire i flussi, far sì che non ci siano assembramenti, che non ci siano... Diverso è invece che viene solo consigliato, ma non obbligato, la gestione delle entrate e delle uscite. Quindi in quel caso è lasciato abbastanza, dice si favorisce un'attenzione
ai flussi, ma non specifica in realtà l'obbligo di dover, come vi ricordate, avere una porta di entrata, una porta di uscita per i fornitori, ecco, tutto quello che nel periodo più emergenziale era stato previsto come una disposizione vincolante. Torna a essere, diciamo, caldeggiato dove si può l'utilizzo del lavoro agile. Ricordiamoci, qui apro una parentesi, che non è frutto del protocollo, ma è, come vi dicevo, della legge 52 del 19 maggio che ha previsto delle proroghe, che il lavoro agile fino al 31 agosto è in realtà consentito, attenti, consentito per tutti i lavoratori, chiaro, su autorizzazione del datore, ma per tutti i lavoratori che possono in realtà svolge la propria mansione attraverso il lavoro agile. È invece un diritto, che quindi è diverso, sentite, uno è viene concesso se il datore è d'accordo, dall'altra parte invece è un diritto lo svolgimento del lavoro agile per chi ha dei figli inferiori a 14 anni ed è l'unico genitore che ha fatto questo tipo di richiesta di poter fare lavoro agile avendo il figlio di minorenne, e dall'altra parte è previsto per chi abbia una condizione previsto. Però mentre per la possibilità del lavoro agile il tempo è 31 agosto, il diritto dei chi ha un figlio inferiore a 14 anni e per i fragili per ora è solo fino al 31 luglio, ma abbiamo già avuto rassicurazione che ci sarà in realtà una proroga anche in quel caso. Ultime proprio flash e poi vi lascio la parola. Un flash relativo a che cosa? A che ad oggi è scaduta, lo sappiamo, l'abbiamo già fatto una pressione forte, è scaduta la copertura per quanto riguarda il non conteggio nell'ambito del computo dei giorni di malattia chi rimane contagiato da Covid. Quindi sapete che fino al 30 giugno c'era la regola che prevedeva, prorogata, che prevedeva che chi si contagiava, i giorni di assenza dal lavoro per contagio non venivano conteggiati nell'ambito del computo dei giorni di malattia. Fino al 30 giugno, ad oggi si è scoperti, però siamo certi che verrà rimessa in campo la proroga e come l'ultima volta è molto probabile che questa proroga abbia valore retroattivo. Quindi per questo tempo in cui ad oggi i lavoratori sono scoperti, se esce questa regola, senz'altro i giorni che oggi stanno facendo di malattia per quarantena o contagio gli verranno, diciamo, scalati da quelli che oggi sono i giorni che gli vengono diciamo, conteggiati nell'ambito del computo dei giorni di assenza per malattia. Ok? Bene. Ultimi due passaggi. Sorveglianza sanitaria. Allora, previsto comunque che sia stata ripresa la sorveglianza sanitaria a tutti gli effetti in presenza, quindi non ci sono più deroghe di nessun tipo per i medici. È previsto che si prolunghi e si prosegua con la sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 30 luglio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso in cui in realtà non è previsto l'obbligo di medico competente, perché voi sapete che non è una figura obbligatoria, ricordiamocelo sempre, non è una figura obbligatoria in azienda, lo è solo se io ho almeno un lavoratore che svolge una mansione per il quale è prevista la sorveglianza sanitaria. Quindi io potrei avere un luogo di lavoro che non ha il medico competente. In quel caso ecco che è stata prevista la possibilità del lavoratore che comunque non è in sorveglianza sanitaria di richiedere visita medica. E come può chiederla? Se c'è un medico competente per altri lavoratori in azienda, la chiederà quel medico. Se no, chiede al datore. Il datore ha due chance, due scelte. O nominare temporalmente un medico per svolgere questa sorveglianza sanitaria eccezionale, o in realtà mandare il lavoratore presso la commissione del territoriale, delle ASL, quindi è la, diciamo, commissione ex articolo 5 che in realtà prevede espressamente il fatto che la persona venga visitata come se fosse un medico aziendale, ma viene fatta territorialmente. Ok? Tutte queste visite comunque devono sempre dare
un giudizio di idoneità o inidoneità, quindi non è una visita medica generica del dire ma cosa ne pensa, ma sono un po' affaticato, ho avuto il Covid 2 mesi fa, che ne pensa, come sto? No, è legato ai riflessi sulla mansione, quindi il concetto è: ho problemi di respirazione perché 2 mesi fa ho avuto il Covid e tornando al lavoro o essendo al lavoro io sto ritenendo che ho dei problemi e penso che sia il long Covid, un effetto di long Covid. Questo ci sta, il medico farà l'accertamento e vedrà sì, è correlato allo svolgimento della mansione, no, non è correlato allo svolgimento della mansione. Ok? Il fatto di vedersi riconosciuto una condizione di fragilità e che quindi dà adito da un lato al diritto al lavoro agile se la mansione si può convertire o all'assenza, diciamo, quindi a non andare in ambito lavorativo, sappiamo che l'età non è più considerata un criterio univoco, ma l'età deve essere associata a una patologia di quelle che sono state indicate nella circolare congiunta Ministero del Lavoro e Ministero della Salute del 4 settembre scorso. E sono in realtà situazioni di alta gravità, quindi comorbidità, patologie oncologiche, che sono immunodepressione, che sono in realtà situazioni, diciamo, di terapie salvavita, cioè sono queste le tipologie che associate sì o no all'età danno, diciamo, la condizione di fragilità o meno. Se no, non possiamo considerare altre tipologie, quindi non c'entra il fatto di avere altre problematiche perché non sono state, diciamo, considerate tali da poter essere nucleate in quelle che sono le, diciamo, singole patologie che prevedono la condizione di fragilità. Ok? Ultimissima cosa, poi giuro basta, è legato al discorso, in realtà in questo caso, del relativo a quello che è eventuali casi in azienda. C'è tutta, viene confermata, diciamo, la procedura del caso in cui la persona venga, diciamo, rilevato che è in quel momento ha i sintomi del presunto Covid e quindi non è più obbligatorio il controllo della temperatura, ma in realtà a richiesta può essere fatto il controllo della temperatura alla persona che verrà, se non ha la mascherina, fornita di mascherina, verrà in realtà accompagnata, diciamo, a un spazio dove verrà ricontrollata la temperatura dopo un quarto d'ora e poi se la persona comunque ha sempre quella, diciamo, temperatura sopra i 37,5 verrà in realtà accompagnata e verrà segnalata quindi all'autorità sanitaria o comunque al proprio medico di famiglia. Quindi rimane la procedura che era già stata tracciata e quindi viene confermata a tutti gli effetti. Ok? Ultima notazione solo tecnica, solo diciamo di metodologica, questo protocollo ha una scadenza. Per adesso è prevista nel 30 ottobre. Quindi in realtà 31 ottobre, scusate, ottobre era 31 ottobre, però ci siamo dati, diciamo, una sorta di mandato reciproco che nel caso in cui ci fosse un peggioramento delle situazioni, è chiaro che ci incontreremo e potremo andare a modificare le regole o le non regole del protocollo prima del 31 ottobre. Quella è una scadenza, diciamo, che, come si dice, è una data ordinatoria, una scadenza ordinatoria, quindi che non ha alcun tipo di vincolo, di sanzione se non viene rispettata, ma che è indicativa. Ok? Adesso veramente chiudo e lascio la parola a voi. Benissimo, grazie Cinzia. Allora vado subito a coloro che hanno chiesto di parlare in ordine. Stefano Chemello. Prego Stefano, a te la parola. Sì, grazie. Allora, io vorrei provare a capire perché tu dai delle indicazioni di assoluta volontarietà che non riesco a leggere obiettivamente. Però quello che vorrei prima fare notare è che questo protocollo va un po', secondo me, a cozzare rispetto al principio dei protocolli precedenti, cioè la partecipazione dell'RSU, dell'RLS, del comitato aziendale in generale
Perché? Perché io leggo, il datore di lavoro su specifica indicazione del medico competente i datori di lavoro aggiornano il protocollo condiviso. Quindi va a togliere sicuramente la capacità di intervenire e dare un'indicazione precisa per allentare un po', perché l'altra questione che non riesco a capire, non riesco a capirne il motivo per cui si va a utilizzare l'FFP2 quando in giro per tutto, cioè adesso raccontiamocelo quanto vogliamo, ma ai lavoratori adesso spiegare che deve lavorare magari a 2 metri di distanza dal collega, che dentro in fabbrica e va fuori e va a una sagra qualsiasi e le sardine si divertono e ridono perché stanno più larghe, io sinceramente non riesco a capirla, il concetto di questo dispositivo, che non dà nessuna possibilità, a mio avviso, alla commissione, quindi a parte ai lavoratori, di dare indicazioni diverse. È chiaro che i datori di lavoro, finché l'altra cosa che volevo individuo particolari gruppi a quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuale FP2, quindi c'è ancora un richiamo al dispositivo di protezione individuale a cui i datori di lavoro si appelleranno, per cui io datore di lavoro, devo ancora applicare le restrizioni, perché se no poi corro il rischio dell'infortunio, anche se non è un rischio specifico, biologico specifico, come già detto, però di fatto c'è una contraddizione. Allora io non riesco a capire dove sta la volontarietà del lavoratore di mettere o non mettere una mascherina, che, perdonami, nell'anno più caldo del mondo, della storia degli ultimi 100 anni, faremo fatica a spiegare ai lavoratori di applicarle dentro alle aziende, posto che, ripeto, alla base ci sta la mancata possibilità da parte dei lavoratori, quindi delle organizzazioni sindacali, di decidere qualcosa, a mio avviso sempre. Grazie. Direi di finire, di dare la possibilità di almeno un altro paio di interventi. Allora, Rocco Imperativo. Però Luca, scusami, dato che questa domanda era un pochino articolata e del punto, diciamo, più nodale, Sì. provo un attimo ad affrontarlo Vai. un attimo, perché ha tutta una serie di riflessi. Nessun Poi problema. se mai recuperiamo le altre domande, Sì, però vai. è importante fare una chiarezza, non per Stefano solo chiaramente, ma per tutto quello che ha sollevato, che poi in realtà penso che sia anche patrimonio di molti altri, ecco, per questo, insomma. Allora, prego. Bisogna saper leggere bene il testo, perché se uno lo va a leggere con dei filtri non lo comprende fino in fondo. Quindi, nella punto 6 non c'è scritto obbligo nelle prime 10 righe, punto. Non c'è. Quindi dice che in realtà è un presidio importante, sì certo, ma non dice che è obbligatorio, non lo dice. E la libertà quindi è totale dei lavoratori di decidere. Infatti non per niente dice il datore assicura la disponibilità, punto. Poi dice inoltre, quindi inoltre vuol dire stiamo cambiando un attimo piano, non dice a continuazione, dice c'è la prima parte dove non c'è scritto obbligo, ma dice è una cosa importante, ci sono una serie di indicatori, stiamo attenti, ma sei libero, punto. Poi dice inoltre, quindi altro piano, il datore di lavoro su indicazione, ma non su vincolo, su obbligo del medico competente, e poi dice o RSPP, e sappiamo che l'RSPP non ha alcun tipo di ruolo di vincolo né di responsabilità penale da sempre, quindi dice su indicazione di queste figure, come dire, sono figure autorevoli di competenza, il datore di lavoro, valutate quegli indicatori che possono essere, diciamo, di maggior attenzione, ma non dice se tu non sei al distanziamento sei obbligato, se tu hai l'affollamento sei obbligato, non lo dice. Cosa fa? A quel punto lì può decidere su gruppi di lavoratori, lo dice apposta, l'abbiamo messo apposta, come dire, non è che dice bianco-nero, ma dice posso decidere dove, un reparto dove sono più vicini, c'ho più fragili, c'ho più, quegli indicatori che vuole, lì io lo vado a imporre. Dall'altra parte no, perché
È vero che abbiamo detto, e io lo ribadisco fino alla morte, l'importanza del comitato e del confronto tra le figure, ma la responsabilità penale delle misure necessarie, articolo 2087 del datore. Quindi il datore sì che è giusto che si confronti e non può non passare da quello che è il confronto previo con l'RLS e poi dall'altra parte la verifica e l'applicazione col comitato, ma non per questo si può dire che in realtà va a cedere la decisione e a concertare la decisione. Perché? Perché quella decisione, al di là della libertà del lavoratore, dove il datore non impone la regola, mettiamola così, e quindi dove non impone, il lavoratore è libero di decidere mi tutelo o no, perfetto. Ma dove invece il datore va a imporre, in quel caso il datore ne risponde. Attenzione che anche qui la rispondere il datore non è che ne risponde dell'infortunio, le circolarine sono state molto chiare e anche la precisazione del Ministero ai tempi è stata chiara. Non confondiamo la responsabilità penale con l'infortunio sul lavoro. L'infortunio sul lavoro sta a significare che se l'istruttoria dell'INAIL riconosce che ci sono, diciamo, le ragioni per dire che è di ragione, diciamo, che è stato maturato, è stato, diciamo, contagiato in ambiente di lavoro, va a coprire assicurativamente tutto quello che è, con la rendita, con le conseguenze, ma non scatta la responsabilità penale. Oh, non ci dimentichiamo che nel nostro sistema si chiama indipendenza logico-giuridica assicurativa. Quindi se la diagnosi non è superiore a 40 giorni, il danno non parte neanche d'ufficio il fatto della denuncia al datore. Quindi capiamoci, sono due cose separate. Il datore avrà la responsabilità, ma non dell'infortunio, avrà la responsabilità nel momento in cui, quando ha deciso di non fa rispettare. Questo certo, l'organo di vigilanza, se viene in azienda e dice fatemi vedere il protocollo, se il datore ha detto io l'ho messo sul reparto X, la mascherina, e l'organo di vigilanza va e vede che non la portano, è chiaro che sanziona il datore, ma perché lì non ha presidiato. Ma se non è stato deciso e non la mettono, in realtà in questo caso non c'è una responsabilità, e anche se le persone si contagiano non ci sarà in questo caso una conseguenza. Certo, dovrà dimostrare il datore del perché, dovrà dire perché non ha ritenuto, a fronte di quelle situazioni che maggiormente avrebbero dovuto essere significative da essere tenute da conto. Quindi attenzione a questa differenza. E poi il fatto che parla di dispositivi di protezione ne parla dove parla di obbligo che il datore va a introdurre, dove parla in realtà di fornirne adeguatamente. Cioè quando diventa obbligo e quando dice che per quei lavoratori vanno messe, è chiaro che lì diventa a questo punto uno strumento dispositivo di protezione. Ultimo elemento, il come si fa a dire ai lavoratori fuori fanno quello che gli pare, ma da sempre, cioè nel senso non possiamo parificare l'ambito lavorativo con il fuori. Fuori ognuno è libero, siamo persino liberi in realtà di drogarci, cioè nel senso che se io non faccio, lo sapete bene, se io non spaccio, in realtà una quantità minima io posso arrivare a drogarmi, cioè nel senso che posso arrivare a bere e a ubriacarmi se non do danno. Quindi di per sé la libertà di farsi del male, consentitemi, è prevista. Quindi in ambito lavorativo no, perché? Perché sei dentro l'organizzazione di un datore e dentro la collettività condizionata da delle regole. Quindi io non posso dire fuori faccio quello che voglio, vado al concerto e qui no. Esatto, è un ambito privato dove sono delle regole di tutela e infatti non per niente, chiudo con questo, perché il fumo in realtà è libero fuori dall'ambito lavorativo e invece in ambito di azienda persino il fumo passivo è vietato. Proprio perché in realtà in ambito lavorativo la tua libertà non è più tale, non puoi più liberamente farti del male. Se vuoi fumare fuori, io ti posso scrivere sul pacchetto, guarda che ti fa male, va bene, liberi tutti, a quel punto se no dovrei anche chiudere le frigitorie, ma in realtà in ambito lavorativo l'asticella si abbassa e in quel caso le forme di tutela e del rischio specifico io devo tutelarle. Questo è, diciamo, la ratio che sta dietro al protocollo. Poi potete anche non condividere, cioè nel senso io non mi sto vendendo una pentola del dire guardate che è buona, compratela. Io vi sto raccontando con l'interpretazione, diciamo, autentica quello che è scritto, tutto qua, non che voglio convincervi della bontà del protocollo.
Bene, allora Rocco Imperatrice scrive la compartimentazione, che io immagino si riferisse La contingentato, sì. contingentamento, alla gestione dei flussi. Resta consigliata? Mi pare Cinzia dicesse di no, è obbligatoria, però comunque lasciamo rispondere lei. Poi dice No, anche... scusate se intervento, io parlavo proprio di compartimentazione, perché nell'azienda dove lavoriamo c'è per esempio il turno fisso e i turni non si mescolano. Fino a ieri si potevano mescolare, cioè nel senso io facevo un cambio turno solo previa tampone. E allora quella è proprio compartimentazione, cioè l'azienda ha diviso per turni e i turni non si mescolano. Infatti è stato creato il turno fisso notturno. E quello chiedevo se credo che sia consigliata perché non è mai stata obbligatoria, però volevo essere sicuro con questa domanda. Scusate se sono intervenuto senza alzare la mano. Prego, Cinzia. Allora, in realtà, intanto il contingentamento è obbligatorio, nel senso che è una delle poche cose che è obbligatoria, nel senso che dice negli spazi chiusi, nelle mense, cioè lì occorre assolutamente mettere delle regole, poi non le dà, chiaro, però mette delle regole, come dire, devi andare a contingentare, quindi non puoi far sì che non ci sia una regola di, diciamo, numero di persone che sono contemporaneamente in uno spazio, con in realtà il fatto di andare a prevedere che mettano le mascherine o meno, il distanziamento, cioè devi andare ad amare delle regole per gestire quegli spazi che sono chiaramente già potenzialmente più pericolosi. Poi il compartimentamento che veniva richiamato è un andare a declinare un contingentamento all'interno dell'azienda, cioè nel senso che poi è riconducibile al contingentamento. Quindi il datore in quel caso ha deciso e ha stabilito che fa quel criterio dei turni e quindi quello è un criterio che in questo caso ha scelto il datore. Da ora in poi non potrà più sceglierlo in maniera diciamo agile, ma sarà obbligato a doverlo formalizzare, sarà obbligato in realtà in questo caso a dare delle regole che non sono diciamo di libera interpretazione ma imposte, però sì, ecco. Bene, Rocco aggiunge anche che si è parlato di uso di FFP2 fornita dal datore di lavoro, ma il lavoratore che si sente più sicuro nel lavorare con mascherina chirurgica dovrà portarsela da casa? Attenzione, cerco di capire la domanda, ovvero laddove non ci sia obbligo e il datore di lavoro non decida di rendere obbligatoria per nessun gruppo all'interno dell'azienda la mascherina, che a quel punto è inequivocabilmente la FFP2, ok? È possibile che il lavoratore, pur portandosela autonomamente, si metta la chirurgica e non la FFP2, visto che non è obbligatoria ma fortemente raccomandata? Punto di domanda. Prego. Abbiamo detto che, come giustamente riassumeva Luca, dove non decide di imporre la mascherina, perché sennò a questo punto liberi tutti, nel senso che FFP2 è a salire e deve comunque fornirle, abbiamo detto anche in numero sufficiente, anche quindi se si diciamo inumidiscono e quindi non sono più adeguate, ma nel caso in cui appunto comunque il riferimento è sempre FFP2, cioè anche nella libertà del lavoratore di indossare o meno, quando il lavoratore decide deve comunque, o se la porta da casa, ma qui è previsto che venga comunque fornita dal datore. Viene fornita nel senso che la mette a disposizione dei pacchi all'entrata dove viene richiesta, però verrà sempre FFP2, cioè la mascherina chirurgica in realtà no. Se poi il lavoratore diciamo, si vuol portare la mascherina chirurgica, ma non ha molto senso, visto che è di minor tutela e di minor protezione e a questo punto la dovrebbe portare a carico di se stesso e quindi non ha senso, cioè nel senso se la vuole indossare perché vuol dire voglio stare più tutelato, a questo punto è assolutamente più consono e più coerente prendere la mascherina che gli deve fornire il datore e metterla FFP2. Ecco. La parola a Fabrizio Creston. Prego Fabrizio. Sì, allora, se ho ben capito, Cinzia, cambia il paradigma di riferimento del protocollo, non più diciamo così, un regime vincolativo, ma un regime volontario di linea guida, se ho ben capito, insomma, l'approccio mi pare essere questo. Di conseguenza, mi viene in mente le aziende che sono intervenute con un addendo al DVR,
dovranno intervenire, lo dovranno lasciare così com'è, agiranno solamente attraverso dei protocolli aziendali, come tu dicevi precedentemente. Un'altra domanda che mi viene in mente è l'azienda che magari è a rischio di focolaio oppure un focolaio in essere. Il datore di lavoro può decidere di dare al preposto un ruolo, in questo caso, nell'andare a sorvegliare, tra virgolette, o a poter intervenire, così come previsto dall'ultima normativa, in maniera forte, andando quindi anche a sospendere eventualmente quell'attività nelle situazioni in cui ci sia ad esempio un affollamento in azienda, non venga portata la mascherina. L'altra cosa, se ho ben capito, è sul fatto che comunque tu dicevi, ma l'hai ribadito più spesso, è un rischio biologico generico, di conseguenza appunto sempre per quanto riguarda il decreto 81 non si interviene da quel punto di vista, ma si va ad agire così come appunto avviene in un contesto dove non è un rischio specifico ma un rischio generico. Niente, queste le perplessità che mi venivano adesso. Allora, perché sono tante, e provo a, diciamo, ricordarmele tutte e a sequenza. Il discorso è questo. Allora, sì, il cambio di paradigma, però io ho detto cambio di paradigma sull'impianto generale, pur essendoci delle disposizioni vincolanti. Quindi abbiamo un impianto generale che ha, diciamo, riportato a valutazione centrale dell'azienda, quindi di conseguenza il datore con in concerto, come abbiamo detto. Però su questo impianto ci sono delle disposizioni vincolanti, dicevamo prima il contingentamento, l'igienizzazione. Tra queste quindi c'è il ragionamento del dire in realtà che io devo comunque andare intanto ad aggiornare il protocollo aziendale, quello anticontagio, quindi ad oggi tutte le realtà lavorative devono mettere mano al protocollo. Quindi poi se hanno poco da cambiare o tanto da cambiare lo vedranno, ma devono comunque fare diciamo, la procedura di andarlo ad aggiornare. L'aggiornamento prevede quindi il confronto con il comitato, prevede quindi l'iter previsto. Poi il fatto che correttamente il protocollo, ci ricordiamo che è un addendum nel senso che non è chiaramente sostitutivo della valutazione dei rischi, ma cosa vuol dire? Vuol dire che visto che il protocollo va a gestire degli aspetti che hanno un impatto sull'organizzazione del lavoro, è chiaro che poi cambiando l'organizzazione o mutando, io non posso non tenerne conto nella valutazione del rischio e quindi andrò ad aggiornare la valutazione del rischio, ma non perché appunto c'è un rischio biologico non generico ma specifico, ma perché in realtà ho una modifica organizzativa gestionale e pertanto devo andare naturalmente in base all'articolo 29,3 a cambiare il DVR. Ma ecco, è questo il collegamento, ma non in maniera diretta, ma indiretta nel senso del percorso. E quindi cambiando il documento di valutazione dei rischi, io ho anche tutta la prassi della consultazione che prescinde dal comitato, ma che va sull'atto classico con la consultazione dell'RLS, quindi l'iter classico dell'RLS. Quindi a tutti gli effetti io quello devo comunque mantenerlo. Quindi la consultazione e l'atto di consultazione, che deve essere fatto, firmato, è quello che sappiamo. Quindi quello è. Mi ho dimenticato una cosa, la malattia dei lavoratori fragili, superati i 180 giorni indennizzati dall'INPS, se un lavoratore fragile appunto è già arrivato a questa quota, ha ancora diritto ad avere il pagamento della malattia da parte dell'INPS? Cioè questa malattia che viene erogata ai lavoratori fragili viene considerata come una sorta di indennità di malattia speciale che si somma ai 180 giorni massimi pagati dall'INPS oppure no? Scusate se mi sono intromesso. Allora, in realtà ad oggi, come dicevo, ad oggi non c'è più la copertura considerata che quindi fa uscire da quello che è il computo degli giorni. Però, dato che, come vi dicevo, sicuramente arriverà la proroga e pensiamo che sia come l'ultima, e cioè che abbia quel valore retroattivo. Quindi chi ad oggi arriva al limite, è chiaro che in questo tempo semmai chi è arrivato al limite sul piano sindacale andrà gestito del dire non arriviamo al licenziamento, non arriviamo in realtà a condizionare il lavoratore, a metterlo di mezzo del dire di per sé, anche perché
bisogna vedere che quel lavoratore non sia fragile, perché se rientra invece nella categoria dei fragili ha una copertura, abbiamo visto, ancora assoluta, e quindi non c'è problema. Se non è nei fragili è chiaro che bisogna un attimo riuscire a temporeggiare, perché arriverà la proroga e che quindi va a recuperare. Quindi in quel senso lì sono comunque giorni che non vanno a incidere sul computo e che quindi sono in carica sì INPS, però di per sé, ecco, non si pensa che si andrà assolutamente ad avere quel valore retroattivo e quindi che andrà quindi a scontarli, in questo senso. Perché è chiaro che è malattia INPS, sia chiaro per tutti, non per Fabrizio perché so che lo sa, perché l'ha detto, ma in realtà stiamo parlando di INPS, perché diverso è il fatto che se io sono contagiato e vado a fare la denuncia INAIL, devo fare una denuncia INAIL. Poi se l'INAIL riconosce che ci sono, diciamo, i termini per poterlo riconoscere l'infortunio, bene, se no dall'INAIL passa la pratica all'INPS. Ok? Bene, la parola a Sara Peruffo. Prego Sara. Sì, buonasera, grazie. Ciao Cinzia, sempre molto chiara. Io ho solo una domanda particolare. Prima, quando parlavi nel caso del lavoro agile, del diritto da parte dei genitori con figli minori di 14 anni, il diritto di poter lavorare in smart working fino al 31 luglio. Ora, l'interpretazione di Confindustria Vicenza, visto che la mia azienda è affiliata a Confindustria, dice che siccome è scritto che a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, l'azienda dice sì, è un diritto, ma solo se comunque viene coordinata e approvata dal capo area, dal capo sezione. Altrimenti no. Ovviamente stiamo parlando di persone comunque che già hanno utilizzato il lavoro agile durante il lockdown, però loro dicono anche una questione di organizzazione del lavoro, quindi deve comunque essere non è un diritto a prescindere, ma deve essere coordinato con il proprio datore di lavoro. Ecco, io vorrei capire quindi, soprattutto in luce di numerosissimi lavoratori che ci contattano proprio in merito, adesso che le scuole sono chiuse, proprio a questa tematica qui. Grazie. Allora, la differenza è questa, nel senso che è vero il fatto che è, diciamo, legato a una sorta di richiesta e di autorizzazione, però dietro questa richiesta e autorizzazione c'è il diritto, è previsto espressamente, nel senso che l'unico limite è che quella mansione non sia, diciamo, trasformabile in lavoro agile. Quindi se la mia mansione, se sono un operaio e faccio richiesta, anche se ho un figlio inferiore a 14 anni, ma la mia mansione non può essere svolta in lavoro agile, pertanto il mio diritto comunque si scontrerà col fatto che il datore dice no, non puoi perché la tua mansione non è compatibile. Ma nel momento in cui tu, Sara, dici che queste persone che ne hanno fatto richiesta già hanno fatto lavoro agile, quindi vuol dire che la loro mansione è assolutamente compatibile con uno svolgimento in remoto, a questo punto il diritto è assoluto, cioè non può essere valutato. La valutazione e la eventuale concessione o meno da parte del datore è sulla base la tua mansione è compatibile o meno, ma se la tua mansione è oggettivamente compatibile e anzi l'hai già fatta, a questo punto in realtà lì c'è scritto proprio, se no che diritto sarebbe? A questo punto non è un diritto, perché infatti non per niente, perché hanno voluto fare giustamente la differenza. Fino al 31 agosto, in fin dei conti, c'è una facoltà di poter, chi può fare lavoro agile ma quella è una facoltà. Poi hanno scritto, c'è il diritto per queste persone di,
Se fosse stato in realtà qualcosa che comunque era in capo alla decisione libera del datore, non avrebbe fatto questa differenza. La differenza lì la fa proprio il fatto che per quelli fino al 31 agosto, è vero, il datore può decidere sì o no in maniera assoluta del dire no anche se la tua mansione è compatibile. Per quelli fino a 14 anni e fragili non decide, ma è solo una valutazione di compatibilità o meno, che è diverso. Grazie, anche se comunque Confindustria non è quello che dice alle aziende. Per Beh, cui- perché cerca di però se leggiamo l'articolo 10 e della legge 252 dice così. Mi Poi è permetto, chiaro che stringono le maglie, però mi permetto di aggiungere che sì, purtroppo non solo la Confindustria vicentina, ma anche altre confindustrie su questo, però a Verona per un caso del genere abbiamo fatto causa all'azienda e con procedura d'urgenza il giudice ha imposto l'attivazione del lavoro agile. Certo, ci siamo rotti le scatole nel dover perdere il tempo di chiamare l'avvocato, di fare la causa, di motivarla e via però è dicendo. importante il fatto che l'avete Però, vinta, nel senso sì, che quindi... sì, l'abbiamo vinta, l'abbiamo vinta e anche con una certa rapidità, perché insomma poi se scade il 31 di agosto, voglio dire, il diritto o lo si esercita o non lo si esercita, naturalmente. E Nicola Di Paolo aveva chiesto la parola. Sì, buongiorno, mi sentite? Prego. Sì. Buongiorno, innanzitutto voglio ringraziare Cinzia, è la terza volta che ho il piacere di seguire questi incontri, uno in presenza e due in modalità webinar, e in tutti e tre i casi io devo scrivere fino a che mi viene un crampo alla mano, perché ogni frase, ogni singola parola che Cinzia dice è un fattore importante, non ci sono discorsi superflui. Quindi complimenti Cinzia per la tua chiarezza e per le informazioni preziose. Ma niente, i colleghi hanno già fatto un po' le domande che avevo anch'io, anche in merito al lavoro agile e anche non so se ho perso io la risposta in merito al compito del preposto per quanto riguarda la supervisione, quindi appunto con la riforma anche dell'articolo sul preposto, come può cambiare anche il ruolo che ha il preposto nell'affrontare situazioni legate magari al mancato uso della mascherina e quant'altro. Non so se l'ho persa io la risposta o se hai mancato di dirla. Eventualmente, se cortesemente me la puoi ripetere, che me la appunto. Vorrei semplicemente sottoporti brevissimamente la situazione nella mia azienda in merito a questo protocollo, perché proprio stamattina, fatalità, ho avuto un breve colloquio con il nostro RSPP, io sono RLS chiaramente, che mi ha aggiornato, mi ha ragguagliato in pochissimi minuti dicendomi quello che si è già deciso, ovvero che l'azienda ha disposto l'uso di FFP2 a tutti. A tutti ci viene fornita, come è sempre stato fatto, in tempi ragionevoli, non ci sono mai mancate le mascherine, però comunque sia a tutti. Significa che a monte è già stata fatta una valutazione che ha portato alla conclusione che a tutti serva la mascherina. Sicuramente abbiamo l'attenuante del fatto che c'è l'obbligo di indossarla quando non viene rispettata il distanziamento. Quindi voglio dire, se uno comunque rispetta quello che è il distanziamento, che non è ancora chiaro se è 1 metro o 2 metri, ma può astenersi dall'indossarla. Ciò nonostante, comunque sono rimasto sorpreso quando tu mi hai parlato di non obbligatorietà da parte dei lavoratori di utilizzarla, quando invece a me è arrivata già l'informazione che dovremmo usarla tutti in caso di mancato rispetto del distanziamento. Quindi vorrei sapere dal tuo punto di vista come giudichi questa decisione, se in qualche modo è possibile promuovere da parte dell'RLS e della RSU un dialogo per vedere di gestire magari determinate situazioni che abbiamo in azienda, e quindi un tuo parere. E poi vorrei capire in merito alla scadenza del protocollo, che io ho segnato 31 ottobre, però con un asterisco, cioè con possibile modifica delle regole, quindi entro anche prima del 31 ottobre, se la situazione
evolve chiaramente in maniera negativa. Questo cosa significa? Che il comitato, chi insomma si trova a fare il punto della situazione con tempistiche prestabilite ed eventualmente cosa è possibile fare e visto che la decisione della mascherina nel nostro caso era già stata presa senza interloquire con nessuno, perché come RLS non ne sapevo nulla, come RSU non ne sapevamo nulla, se queste modifiche a questo punto l'azienda può comunque continuare a prenderle in autonomia. Grazie, scusa se mi sono prolungato troppo. No, ci mancherebbe, anzi, in realtà grazie, spero sì che sia utile, insomma, nel senso, quindi le tue parole le prendo come diciamo, una sottolineatura di utilità, ecco, quindi ti ringrazio. Però, no, non avevo risposto al preposto e anzi mi scuso che in realtà era uno degli aspetti della domanda di Fabrizio che non ho poi completato, quindi mi dispiace, anzi è importante. Allora, dato che, facciamo una piccola premessa, ma è fondamentale, dato che come ruolo il preposto ha quello di sovrintende e vigila sul comportamento corretto dei lavoratori e sull'attuazione delle direttive ricevute. Questa è l'essenza dell'articolo 19 e dell'articolo 2, primo comma, lettera E. Tradotto vuol dire che il preposto ha proprio questo compito in realtà di monitorare il comportamento e l'applicazione delle disposizioni aziendali. Quindi assolutamente sì, sta dentro la partita del controllare quello che è l'applicazione delle regole che il datore ha imposto. Ricordiamoci che anche con la modifica che è stata fatta dal 215, ancor più ricordiamoci che nell'articolo 19, primo comma, lettera A, prima, nella versione precedente, la modifica, c'era scritto riceve disposizioni aziendali. Oggi ha rafforzato il legislatore e ha scritto proprio disposizioni date dal datore e dal dirigente. Quindi ancor più rafforza e personalizza. Quindi in questo caso, certo, al preposto non è che va chiesto, non è che può chiederlo il datore, è intrinseco nel ruolo, cioè oggi non c'è bisogno quasi che il datore dica ti do un incarico specifico, ti specifico nell'incarico ma è parte integrante del ruolo che deve svolgere il preposto, nella sua squadra chiaramente, nel suo reparto, nel suo ufficio, a seconda qual è il perimetro dove è previsto che agisca, ma in quell'ambito è chiaro che mentre controlla e garantisce l'attuazione delle direttive e le procedure aziendali, anche, scusate, c'ho sempre un bambino che gioca, ma in realtà in questo caso assolutamente deve anche parte integrante di quel controllo delle procedure e dell'attività lavorativa, c'è anche il pezzo eventuale dei dispositivi. Infatti nell'articolo 19, primo comma, lettera A, c'è proprio scritto che tra le tante cose anche dispositivi collettivi e individuali. Ok? Quindi questo assolutamente il preposto è dentro la partita pienamente e comunque non gli va chiesto ad hoc, è già parte di. Boh. Invece, quel discorso che ha applicato in azienda il vostro datore, anche qui è quello un po' quella via intermedia che prima cercavo di spiegare all'inizio a seguito della domanda, cioè nel senso del c'è questa, diciamo, possibilità un pochino ampia, fluida se volete, ma non confusa, dell'andare a stabilire regole di natura un po' diversa. Allora, quello che è stato fatto nell'azienda di Nicola è di questo tipo, cioè nel senso del cosa fa il datore lì? Gli dice dovete metterla tutti ma a fronte di un criterio specifico. Quindi non è un metterla tutti che decide in maniera assoluta e mette un tappo, obbligo e via, ma dice mettetela tutti tenendo conto di un criterio che è quello del distanziamento. Perché? Perché è stato, poi vediamo il fatto che l'ha deciso da solo o meno il datore, però è stato deciso in realtà che uno dei criteri che viene indicato nel punto 6 come un criterio importante su cui tener conto, ma non vincolante, infatti non c'è scritto è vincolato, ma dice, infatti il testo dice, questi diciamo, criteri sono di certa natura e che quindi infatti dice, su questi criteri potrebbe in realtà il medico, l'RSVP indicare, suggerire di, e quindi uno degli indicatori è il distanziamento, non è solo quello, ma
Quindi in quel caso lì, nell'azienda di Nicola, cosa è stato fatto? Il datore dice: io quel criterio lì che è il più, diciamo, vicino alla mia realtà lavorativa, è quello che in realtà più posso utilizzarlo per poter distinguere momenti da momenti di assembramento a non momenti. In questo caso ha detto: tutti mettono la mascherina tranne in quei momenti. Quindi ha dato, e qui infatti cosa c'è? Una sorta di libertà condizionata, diciamo così, che sembra un riferimento a qualche diciamo, condannato, una libertà condizionata nel senso una libertà condizionata, ma anche che mette un po' in mano ai lavoratori, perché lì i lavoratori cosa dovranno fare? Valuteranno se quel ogni volta c'è o non c'è. Allora io lavoro accanto a Nicola e vedo se non c'è per motivi perché in quel momento non riusciamo a tenere il distanziamento, io so che devo metterla. Se c'è il distanziamento posso toglierla, ma è un criterio, non è un liberi tutti e un caos, è un criterio che è stato introdotto e che sta a mezzo tra l'autonomia e la libertà completa dei lavoratori e il vincolo totale. Quindi assolutamente va bene, l'importante è che quella cosa sia scritta nel protocollo aziendale, che in realtà venga assolutamente fatta rispettare dai preposti, punto. Adesso arriviamo al fatto del perché Nicola non lo sa, questo non va bene per nulla. Ecco, questo sì, cioè nel senso del, primo, Nicola non può venirlo a sapere perché gli dicono: ah, ti volevo informare che abbiamo deciso già 2 giorni fa questo. No, perché abbiamo detto, primo, e Nicola, per quanto possibile, perché insomma con i datori è sempre complicato, però nel protocollo che è stato siglato, ricordo, dalle parti sociali, quindi anche dalle rappresentanze, diciamo, delle associazioni, anche di quel datore di Nicola, cosa hanno firmato? Hanno firmato un protocollo dove c'è scritto, non tanto nella parte comitato, ma nella prima parte, nelle premesse, c'è scritto proprio: il datore si confronta previamente, c'è anche scritto, quindi non è neanche dire Cinzia interpreti a favore della rappresentanza sindacale, c'è proprio scritto: previamente si consulta con RLS, RLST, RSPP e medico competente ove previsto. Quindi lì dice previo, neanche dice, perché il comitato, il datore potrebbe dire: ah, ma nel comitato c'è scritto che ha il ruolo di andare a garantire l'applicazione e la verifica delle misure. Quindi potrebbe dire: le misure lo stabilite io, poi il comitato serve per monitorare che tutto vada bene. Ma no, dice: ok, se puoi interpretare così, potrebbe a livello letterale essere così, ma là c'è scritto previamente, quindi previamente vuol dire per tutti in italiano prima, quindi non può Nicola saperlo poi, perché c'è scritto previamente. Quindi questo è assoluto un vincolo che non può il datore scegliere. Poi, che sia l'ultima parola, sì, perché là c'è scritto appunto che si consulta, ma non dice che è condizionato al volere dell'RLS, non c'è scritto, cioè neanche all'RSVP. Quindi è chiaro che decide, spende e tira le fila, come nella valutazione dei rischi e nelle consultazioni, ma non vuol dire del mi devi informare, ma vuol dire mi devi coinvolgere, che è un po' diverso. Scusate, avevo spento il microfono. Scusa Luca, scusa, volevo accenderlo istantaneamente il microfono. Solo una precisazione, giuro, Prego. in merito proprio al preposto, ovvero da me si è cominciato a fare corsi a valanga per la formazione di nuovi preposti. Immagino in ottemperanza alla nuova regolamentazione sul ruolo del preposto. Cosa succede ora? Che mi sono arrivate segnalazioni di colleghi che alcuni hanno un ruolo di preposto propriamente detto, cioè colui che comunque organizza squadre e gestisce squadre di lavoratori. Altri mi dicono di aver fatto un corso di formazione come preposto alla sicurezza e stop. C'è una distinzione, quindi? Io questa cosa mi è nuova, vorrei delucidazioni, grazie. È nuova perché è una sciocchezza, ecco perché è nuova, nel senso che in realtà non esiste categorie di preposti di un tipo, categorie di preposti anzi, proprio questa modifica del 215 è andata a pulire quella sorta di diciamo stortura che si era creata nell'aver inventato già i preposti di fatto e di diritto che non esistono al mondo. Non esiste la normativa che distingueva fatto e di diritto, però si era creata nella pratica perché qualcuno era formalizzato e qualcuno no, e qualcuno in realtà
realtà pensava di essere figlio dell'articolo 299 e quindi del principio di effettività, ma non era una categoria, quella è un alert che dice occhio che se non sei formalmente incaricato, ma se comunque svolgi il ruolo e parificabile a, sei responsabile comunque. Oggi però tutto questo sparisce perché il datore ha l'obbligo di formalizzare tutti. Quindi e non esiste due corsi, sono in realtà tutti preposti, che si dice non preposti alla sicurezza, preposti nella base dell'organigramma della sicurezza, al di là dei termini, però per capire che non è un preposto solo per la sicurezza, un preposto solo per l'azienda, è un preposto che in realtà svolge il ruolo come parificabile a capo reparto, capo ufficio, comunque le regole, infatti i criteri quali sono? Figura che ha sotto di sé almeno un lavoratore sul quale garantire l'attuazione delle direttive e monitorare il comportamento conforme. Questo è il preposto. Nel momento in cui io davanti a me ho una persona che sotto di sé ha almeno un'altra persona su cui esercitare questi ruoli, è un preposto. Però prima era un preposto e se lo sapeva bene, se no pace. Oggi deve essere incaricato con una letterina e formalizzato e fa il corso, ma il corso ad oggi sono le 8 ore in più di quel corso da lavoratori che deve aver fatto comunque e fa 8 ore in più di corso da preposti. Poi andremo a modificare perché stiamo lavorando a livello nazionale con le regioni per andare a rivedere tutta la formazione tra cui anche quella del preposto, ma ad oggi tale è. Perfetto. Allora, Luciano De Oliveira, nell'azienda dove lavoro esiste un ulteriore problema. Abbiamo delle persone con problemi di salute a livello respiratorio e non possono portare la mascherina di nessun tipo. Il datore di lavoro non le vuole far rientrare perché sostiene di non avere postazioni per queste persone. A te, Cinzia. Qui in realtà questa posizione ormai è stata già, diciamo, completamente chiarita, nel senso scusate, completamente chiarita nel senso che o hanno una certificazione medica che viene riconosciuta dal medico aziendale a avere, diciamo, l'autorizzazione a non portare la mascherina, o se no non possono, diciamo, sollevare questo tipo di motivazione. Pertanto il datore a tutti gli effetti ha ragione del dire se non ha postazioni e quindi gli sta già venendo incontro, perché se no questi lavoratori, se non hanno, cioè chiaramente certificazione medica che gli riconosce questa loro assoluta impossibilità, non hanno alcun tipo di diritto a vedersi riconosciuto il fatto di non andare in luogo di lavoro. Aggiungo, Giorgia Pinna, la nostra azienda ha lasciato libera scelta con l'uso di mascherine FFP2 o chirurgica. Sono sempre a disposizione di tutti noi in quantità, ma non potendo garantire la distanza di sicurezza con i clienti, Giorgia lavora, se non erro, alle Leroy Merlin, lo vediamo, diciamo, dalla tua divisa, ok? Quindi un centro di grande distribuzione. Non potendo garantire la distanza di sicurezza con i clienti, mi chiedo se la tutela del lavoratore sia rispettata a questo punto. Prego. Ora, intanto facciamo fuori il discorso di FFP2 chirurgiche. Le chirurgiche non esistono più, non le vogliamo più vedere, se anche ce l'hanno a pacchi perché gli sono avanzate, la tengono lì, ci fanno vento, ci giocano, fanno quello che vogliono, i disegnini, ma non possono più spacciarle in maniera indifferenziata, come dire, scegli tu, vuoi quella chirurgica o quella FFP2, quella chirurgica è più leggera e meno ti dà meno fastidio. Non esiste sta cosa, solo FFP2, punto. Poi, torno a dirvi, e qui vedete che la pratica poi conferma quello che vi sto dicendo, ma non perché c'è bisogno di conferma, ma perché capite che in realtà si sta applicando in questo modo. Anche quell'indicatore del distanziamento, del maggior affollamento, che lì c'è scritto proprio aperti al pubblico, quindi luoghi di lavoro aperti al pubblico, quello che descriveva Giorgia lo è pienamente, non è un indicatore vincolante. Quindi il datore si può permettere di dire, seppur c'è questo elemento che sarebbe fortemente, diciamo, caratterizzante un obbligo, io decido di lasciare liberi i lavoratori di scegliere. È chiaro che un domani, se dovesse esserci
un focolaio e tutto, il datore dovrà dimostrare del perché, non che era obbligato e non l'ha fatto, quindi non è un illecito, ma dovrà dimostrare a fronte di un, diciamo, focolaio e quindi di conseguenze di danno, il perché non ha scelto di andare a vincolare almeno determinati lavoratori o tutti, su che base lo ha valutato. Quindi non sarà il fatto del ad oggi un illecito, quindi se viene l'organo di vigilanza può fargli una raccomandazione del dire guarda che sarebbe il caso, guarda che qui la situazione è a rischio, ma non può dire no, sei in una situazione di illecito, perché non è un vincolo. Seppur è chiaro che dovrà dimostrare, torno a dire, se c'è eventualmente dovesse sorgere una situazione di danno, il perché ha fatto questa scelta di scarsa tutela, non ha tenuto conto di uno degli indicatori che proprio all'interno del protocollo viene visto come uno degli indicatori di forte, diciamo, spinta alla scelta di obbligare, ecco, diciamo così. Allora, io non ho altre domande o osservazioni in chat. Faccio io una chiosa ricordando a tutti i colleghi, in particolare i colleghi delle confederazioni sui territori, che dovremmo riattivare laddove, diciamo, è richiesto il comitato territoriale, perché il comitato aziendale svolge la propria funzione all'interno dell'azienda naturalmente, ma dove non sono presenti le rappresentanze sindacali abbiamo anche noi la facoltà, anzi in qualche modo il dovere di sollecitare le nostre controparti all'aggiornamento di protocolli. Ecco, ricordo solo questo, che per Confapi era già stato fatto a livello regionale, quindi è un'associazione che diciamo si regola a livello regionale. Invece la Confindustria ovviamente lavora su base territoriale, quindi ci si aspetta territoriale, quindi in tutte le province praticamente del Veneto. Confimi, io penso che si farà un lavoro più che altro territoriale, anche perché è presente solo in 2 territori, in particolar modo Verona e Vicenza, ma questo bisognerà, come dire, verificarlo. E invece la Lega delle Cooperative lo fa a livello regionale. Quindi ecco, coloro che sono coinvolti o che lo sono stati in passato, è bene che si sentano anche con i colleghi di CGIL e UIL per risollecitare la convocazione del comitato e quindi aggiornare i protocolli territoriali e o regionali a seconda di quanto detto oggi sostanzialmente. Ecco, aggiungo solo una battuta, prego. nel senso che tutto quello che io ho detto lo trovate anche nelle circolari, le ultime che sono uscite trovate in realtà tutto quello che io un po' ho detto, chiaramente molto molto sintetizzato, però lo trovate, e trovate anche in realtà in maniera più esaustiva, è uscito oggi su Punto Sicuro un articolo di approfondimento proprio su questi aspetti che è stato pubblicato oggi, quindi è un'esplosione di quei ragionamenti che oggi abbiamo fatto. Sottolineo che anche le sedi CISL sono in realtà, diciamo, aziende, e quindi è uscita una circolare l'altro ieri sull'applicazione in realtà di tutto quello che oggi ho detto nelle sedi CISL. Lo butto là così, più per Valeria che altro. Valeria in senso lato e a Luca. Però ecco, in realtà ricordiamoci che anche noi siamo aziende. Certo, io diciamo vi ribadisco che non ho nessun altro intervento previsto né in chat né con alzate di mano, per cui se dite io darei la parola a Valeria per il saluto conclusivo e se ci saranno poi in futuro evidentemente ulteriori novità su questi temi non mancheremo di riaggiornarvi e di entrare nel merito delle questioni. Io ringrazio ancora una volta Cinzia per la precisione, mi associo ai complimenti che le sono stati rivolti per la chiarezza e anche la capacità sintetica di... infatti siamo stati dentro i tempi, vero Luca? Ci prefiggiamo sempre quell'ora, ora e mezza e diciamo che ci siamo. Grazie anche a voi per aver seguito questo incontro e come diceva Luca saremo puntuali eventualmente se ci fossero ulteriori precisazioni. Grazie ancora
a Cinzia per la sua disponibilità, anche perché ci sta dedicando del tempo e sul livello nazionale i tempi sono ancora più importanti, diciamo, che sul livello territoriale. Quindi grazie ancora e alla prossima a tutti quanti. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Ciao, grazie, Cinzia. Buona serata. Ciao, ciao. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Grazie, Ciao. grazie a Valeria.